Onorevole Pellegrino, ci vuoi raccontare cosa sta succedendo a Roma, soprattutto questo teatrino che ci sta facendo ridere in tutto il mondo per quanto riguarda il Senato? Lei invece che ha Montecitorio, come vede la situazione? A Montecitorio si sta continuando a lavorare e si portano avanti altri decreti su cui si continua a porre la fiducia. La cosa più buffa è stata l'ultima, che è arrivato un decreto blindatissimo dal Senato e il governo l'ha riaperto, quindi è andato in totale contraddizione con se stesso. Ha chiesto la fiducia al Senato e sullo stesso provvedimento, identico come è andato, ha chiesto di spacchettarlo e di tirare via determinati argomenti. Quindi il governo fa l'opposizione e la maggioranza contemporaneamente. Questa è la cosa più curiosa. Ma quello che sta succedendo al Senato, dal nostro punto di vista, è la cosa più grave, perché con il paese che sta cadendo veramente a pezzi, questi si stanno dedicando a mettere mano su una riforma che per noi è assolutamente incomprensibile. Stiamo togliendo pezzi di democrazia, togliendo veramente pezzi di democrazia. Dovremmo invece mettere mano sui regolamenti delle Camere, perché nel momento in cui arriva un decreto d'urgenza che ha 400 pagine dal governo, vuol dire che non c'è più la democrazia e vuol dire che le Camere a questo punto hanno già smesso di essere portatori e rappresentanti dei cittadini e della democrazia. Senta, ma dopo un anno che lei è a Roma, onestamente, da questo pantano riusciamo a uscire? Guardi, sinceramente non lo so, non so come ne verremo fuori, perché c'è una sorta, non la voglio chiamare dittatura per l'amor di Dio, perché la dittatura è un'altra cosa, la sappiamo, l'Italia l'ha vissuta in maniera molto profonda, abbiamo ancora la possibilità di raccontare quello che sta accadendo in maniera democratica. Certamente c'è un accentramento del potere, questo è molto forte, e 1000 parlamentari hanno veramente poco potere, tant'è vero che i nostri 7 senatori hanno dimostrato che mettendo in campo tutte le regole della democrazia qualcosa si riesce ad ottenere. La cosa che mi rattrista di più è vedere moltissimi colleghi della maggioranza che quando sono fuori dal microfono sono sconfortati, sono veramente dispiaciuti per quello che sta accadendo, nel momento in cui devono fare il click sono truppe cammellate. Senta, l'ultima domanda però è una domanda un po' particolare. Se le dico Zarina, lei cosa mi risponde? È quello che di fatto è sulla bocca di tutti, insomma, la nostra Presidente viene chiamata così, ma insomma così in maniera del tutto bonaria. Io mi auguro che la Presidente Serracchiani porti avanti un processo democratico all'interno della nostra regione, ma anche all'interno del suo partito, e che si capisca che l'alleanza di centrosinistra è fatta veramente, è plurale, la diversità è sostanziale. Stefano Cosma, dobbiamo parlare ancora di Gorizia oppure i titoli di coda sono già terminati? Gorizia è in una fase di sicuro declino, però insomma, anche in questi momenti bisogna risalire, bisogna cercare gli aspetti positivi. Forse manca un po' di creatività nelle giunte, soprattutto in quella comunale, ma anche in altri amministratori pubblici, perché la creatività in questo periodo poi estivo aiuterebbe la politica a lanciare delle idee per fare crescere, rinascere una città che in fondo ha tante potenzialità che vanno sfruttate. Quando invece ci si ferma a discutere di problemini piccoli o di polemiche fra diverse fazioni politiche, la città poi perde abitanti, chiudono attività commerciali, negozi e in fondo anche i goriziani stessi un po' accettano, un po' si stufano di lavorare per fare rinascere la loro città. Senta, non per essere cattivi, ma non è che forse alla politica o al palazzo proprio di Gorizia non gliene può fregare di meno? Da un punto di vista questa è anche la mia interpretazione, cioè in questa fase non vedo i politici goriziani così lanciati verso, come dire, verso la difesa e l'amore per Gorizia, ma vedo una politica che gestisce se stessa, piccole posizioni di potere, così una politica in vacanza, non perché non si possa governare anche d'estate, ma in vacanza tutto l'anno. Senta, ma non è che siamo rimasti ancora per quanto riguarda
Gorizia la famosa battuta alza la gamba Maritza e mostrami la propusnica. Ma forse, se così fosse, sarebbe una città dell'amore, magari arriverebbero chissà quanti turisti. Invece credo che, oltre a questo aspetto della Prepusnica, che ormai non c'è più perché non c'è più di fatto un confine, quindi le due città e i territori circostanti potrebbero lavorare, costruire insieme un'offerta e anche creare un incoming verso Gorizia, si sta solamente guardando così passivi, mentre bisognerebbe costruire. Io lo dico spesso, costruire e riportare Gorizia in quella fase storica anche di alcuni secoli fa in cui riusciva a essere attrattiva, Certo. importante, con tanti aspetti affascinanti per chi veniva da fuori. Ma adesso da Stefano Cosmo, invece giornalista, chiedo il suo reuma preferito, invece cosa le consiglia? Il mio, Reuma preferito, cosa le consiglia? il mio reuma. Sì. Cosa le dice? Invece la sensazione reale qual è? No, perché pensavo che mi parlassi di problemi reumatici. Io passo l'estate a grado, quindi fra una sabbiatura e l'altra ho cercato di farmi passare ogni problema. Diciamo che vedo uno degli aspetti fondamentali è la mancanza dell'ente pubblico anche nel favorire l'occupazione. Pochi giorni fa ho letto che il comune di Trieste entro l'anno trasformerà 200 dipendenti oggi precari del comune di Trieste in lavoratori a tempo indeterminato. Il comune di Gorizia invece favorisce la precarietà e licenzia quelli che aveva, penso all'istituto di musica, penso alle cooperative che stanno lavorando per la casa di riposo e che pian piano stanno licenziando i loro dipendenti. Ettore Ribaudo, parliamo un po' di rifiuti per quanto riguarda la situazione in provincia di Gorizia. Allora, Pecol dei Lupi chiusa definitivamente, cosa viene fuori adesso? Ma verrà fuori sicuramente il decreto della regione mediante il quale si chiede il conferimento di esclusivamente terra per arrivare al completamento della volumetria mancante, dopodiché ci sarà la bonifica. Questo però mi induce a pensare un fatto: ma perché devo conferire della terra per poi devo bonificarla? La domanda è semplice: perché non utilizzare, ripeto, quei rifiuti per creare un circolo virtuoso mediante il quale potremmo affrancarci dalla dipendenza di materiale primario? Tempo fa il presidente della provincia di Gorizia, Enrico Gherghetta, mise in moto l'idea del materiale di estruzione sul sistema di Vedelago. Si sa perfettamente che la Newco, adesso Isontina Ambiente, è contraria a questo, ma non tutti sanno perché è contraria. Perché non avrebbe un ritorno economico mediante il quale potrà concedere delle raute prebende ai suoi soci. Dunque, lei di quello che porta avanti il suo discorso è che alla fine c'è sempre un interesse in mezzo, a discapito del cittadino? L'interesse di base è positivo, diventa negativo allorquando l'interesse collide con quello della collettività. In questo caso collide in maniera eccezionale, quantomeno per i vertici di Isontina Ambiente, ma i cittadini continuano a pagare in maniera molto salata la tariffa dei rifiuti. Adesso è chiamata Tari, prima Tares insieme alla Res, prima ancora Tia, Tarsu, facciamo Ma la sta di fatto che preistoria. i soldi bisogna sempre toccarli, ecco, così. I soldi bisogna sempre toccarli, però come loro toccano a noi sui soldi, perché le istituzioni preposte a tale verifica non colpiscono queste società sui soldi? Se quel progetto è utile per la collettività ma non dà utili, ma allora venga praticamente espropriato da quelle aziende, venga realizzato dal pubblico direttamente, per esempio attraverso una joint venture pubblico-privato, mediante la quale tutta la collettività alla fine ne otterrà un beneficio. Invece qua si continua ancora imperterriti verso quella strada di socializzare le perdite, ma gli investimenti sono tranquillamente a carico di una persona. Allora, se succede di Biela a Pordenone, mi dici che c'è un problema con gli slinis wifi, ADSL, che succede insomma? Vino di Ferrara per Furlan. Sì. Dunque io vengo dal comune di Sequals e sto dalla frazione di Lestans. La frazione di Lestans hanno ADSL.
Dopo, ultimamente sono andato a fare un giro poi in su, Castelnuovo, Vito d'Asio, Clauzetto, e tutte le zone montane che sono su, praticamente hanno anche problemi sul telefonino, non ho mai curioso. Potete dire insomma che là comunque vadi, insomma la linea sia che mobile che fissa non arriva. No. Per ovviare l'inconveniente di non avere il cavo, sono arrivate delle ditte, non so se si può fare il nome, No, disegno in generale. in generale delle ditte che hanno installato il wifi. Quindi ognuno si è fatto il suo contratto con queste ditte che sono private, no? Claro. Quindi queste ditte lì non sono venute per fare il beneficio. Ma la domanda è una spontanea, funziona? Chi segnala o è come Sì, pro forma? funziona, sì. Dove che arriva funziona. Sì. Perché se tu hai due arbori davanti a casa, non funziona poi. Ah, A me mi è capitato un mese fa che hai ereditato una chiesa di mio padre dal comune di Castelnuovo del Friuli, e avevi di vendita, è arrivata l'acquirente, la DSL, cavano lì, vi provato col wifi, a sono gli arbori che non arriva. insomma il segnale RCP debole o assente. Sì, e quindi ha detto, mi dispiace, ma io hai bisogno di lavorare, quindi... Ecco, allora lui quali sono le domande che lui fa, ma soprattutto le proposte che lui porta in davanti? Allora, io volerei tornare a tirare fuori il discorso del digital divide, che lei mi pare un argomento che era in house 10 anni fa, 20 anni fa, e come sta abbandonato. Dicono che il pubblico non ha poi lavorato, non si è veduto mai poi un scavatore che mettesse giù cavos. Naturalmente le società di telefono o anche che di wifi a lavoro non vedono che fanno profitto. Quindi se sono delle sfrazioni dove che hanno di spendi bene per accontentare tre vecchi o qualche giovane che è lì non lo fanno, e quindi che lì c'hanno di fare, e sono blei a schiampare. E dunque lui ha di portare in avanti una soluzione per non spopolare definitivamente questi Secondo zone. me l'accesso a internet deve essere un diritto per tutti. Perché anche la Costituzione dice che i cittadini hanno di avere tutte pari opportunità. Se uno come in DDoS non ha la possibilità di collegarsi a internet, non ha l'opportunità di svilupparsi né lui né il territorio. E soprattutto in mondo dove le comunicazioni sono difficili, le strade sono difficili, il clima si sa che è. Io penso che un strumento come internet, ma ad una velocità decente, no? Il segnale che va o non va, o che può schiamare una fotografia, e poi schiamare un file pesante, poi mettermi a lavorare anche sull'ultimo paesotto, sull'ultima malga della monte. Allora, Beppino Lodolo, questa benedetta cultura furlana, dove stai là? È una bella domanda che merita il resto una lunga e lunghissime risposte. Ma dicono che la cultura furlana, grazie a Dio, grazie anche agli artisti che sono in giro per Friuli, ai giornalisti, un po' a scrittori, poeti e altri, è viva in Timò, ecco. E avrà bisogno di dire se diciamo rinforzate, no? Aiutate, no? Qualche don al disco però è mantiene i base. Ah, benché lo sappiamo già, perché quella regione che ha un presidente che è romano, che non capisce un tubo di Furlan, no? Visto bene che finisce in rime, no? Bisogna che diciamo così anche te regione e vessi con un po' di. Ma mi permetti, mi pare che anche chi di prima eri un po' dorosa per Ma tiale. Oppure qualche don al disco che qualche don all'area massa è fuori da zona dal Friuli, sì. No? I chiarni sono un po' più duri. Ma no, è che la realtà è che i politici si sono messi impegnati dai loro cose, no? Dai salvataggi dei loro poltroni, no? Dopo una volta che sono sentati fanno i loro, come si dice, scusate il termine, i porci comodi, no? Però i politici hanno di rendersi conto, no? Che il Friuli non è come che il
che il milione così in Cate Friuli, sono 5 milioni in giro per il mondo di furlans, quindi di conseguenza avresti di capire l'importanza che è, oltre che di queste culture, di millenarie civiltà che ho impartato in tutto il mondo, perché noi abbiamo impartato la civiltà in tutto il mondo. Ecco, io che ho fatto 50 anni in giro a stretto contatto con i fogolars e con i furlans, sai di chi si robisca, quindi se non capisco che robe cale, mi orco si arredi in baracca e buratins, e che facendo la regione, come che va bene a certi di loro che non hanno neanche un'idea di che di furlanità e che il Friuli. Ma Cassinti, qual è la spinta giusta per tornare a ritirare fuori questa regione di questo momento di impassibilità? I valori di un popolo che parents è stato sclavo di tanti robi, i valori di un popolo che ha dimostrato la sua grande capacità di resuscitare, perché dopo il terremoto vi veduto che si sta sbagliando di fare, la capacità che abbiamo di poter essere in grado di poter fare tanti lavori, l'unico difetto che abbiamo è che non siamo partecipativi, nel senso che siamo compartimenti stagni, cioè ognuno di noi dopo fatto il grande lavoro, dopo il grande sforzo, ognuno di loro si siare come il bacco da seta e diventa in bigas, ecco, per dire così. Bigas e Madrax. E Madrax, anche un così, no? Però io stato che io amo il Friuli più di me stesso, come qua ami tutte le cose, tutte le che è brave. I furlansi sono bravi. Ecco, avresti in nome di svearsi un inning e di darsi d'ogni. Se si danno d'ogni sono in grado di fare robe che altri non sono in grado di fare. 90 anni della chiesa di Sant'Osvaldo, un percorso importante per la comunità che si celebra anche con una mostra che rappresenta e raffigura un po' tutti i bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Questa mostra innanzitutto nasce per l'iniziativa di alcuni parrocchiani assai vivaci, fra cui elenco Massimo Turco, poi le sorelle Ilaria ed Elisa Bertoli, che hanno avuto questa capacità di andare a scavare nella memoria della parrocchia e quindi hanno, in occasione dei 90 anni di questa parrocchia, sono andati a cercare appunto questa esperienza della comunione, che era qualcosa che fondava parecchio la vita delle famiglie. Come vedete di tutte queste fotografie si vede un percorso molto lungo e anche molto intenso di persone che sono presenti, di bambini soprattutto, con gli usi e costumi del tempo. Assieme a Massimo, Elisa e Ilaria, alla sera ci ritrovavamo qua per fare questi grandi pannelli che sono abbastanza pesanti anche nella costruzione. Tutto questo è il risultato che qui si vede in questa bella chiesetta. Io in parrocchia faccio la catechista e quindi mi è sembrato naturale fare questa mostra ricordando i bambini che ho tenuto a catechismo e vedendo anche quelli che non ho potuto conoscere, come dalle foto più vecchie. Non avendo foto dei lavori della chiesa del 1924, era logico far vedere la Chiesa in un altro sistema. L'Eucaristia è la cosa più importante che c'è nella Chiesa e quindi far vedere quanti bambini sono entrati in Chiesa dal 1924 a oggi qual era la foto realizzabile? Quella del giorno della prima comunione, perché tutti sono entrati in Chiesa quel giorno. Marciapiedi dissestati in via Cadore, numerose persone lamentano una certa insicurezza nell'attraversare il marciapiede, soprattutto perché la gran parte dei residenti è anziana e allora gli stessi residenti invitano l'amministrazione comunale e l'assessore competente, il sindaco Onsel, a presenziare nella via per verificare di persona. Li abbiamo interpellati. Sì, sono inciampata con la carrozzina qualche volta, poi come vedi la strada non è nello stato ottimale, diciamo, e tante volte devo girarmi indietro per guardare se c'è qualcuno che mi arriva dalle spalle, così ovviamente non ho gli occhi sia davanti che dietro, per cui devo stare molto attenta passando su questo lato qua. È dovuta andare al pronto soccorso che è caduta? Eh sì, mi sono inciampata su un San Pietrino di porfido e purtroppo sono caduta, ho dovuto andare al pronto soccorso perché mi veniva tutto sangue giù.
E dunque è rischioso, ma avete detto al sindaco? Come? Avete detto al sindaco che ci sono dei rischi? Io ho parlato con una signora che aveva avuto lo stesso problema, che ha scritto in comune e non hanno neanche risposto, così mi è stato detto, non lo so. Allora, cosa succede qui? Che ci si inciampa più di qualche volta, basta. Lei è caduta? No, non sono caduta, però sto attenta, sì. Devo guardare per terra perché sennò cado. Sono signore che sono già cadute? Sì, io stessa sono già caduta varie volte, oppure ho messo il piede storto e quindi poi ho avuto la caviglia gonfia, perché io non so chi sia stato a piantare queste piante, sapendo che hanno delle radici superficiali che stanno bene soltanto nelle foreste del Mediterraneo. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per domenica 3 agosto. Tempo incerto con cielo variabile, probabilmente migliore nella prima parte della giornata e in genere sulla costa, mentre dal pomeriggio saranno probabili dei temporali sparsi, specie la sera. Sulla costa soffierà vento debole o moderato da sud o sud-est al pomeriggio. Sul Tarvisiano le piogge saranno meno probabili e sarà possibile maggiore presenza di sole. Per lunedì avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, con bassa probabilità di temporali sulla zona montana. Martedì cielo variabile con probabili temporali sparsi dal pomeriggio. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.